Al grido "Abbatti l'abuso", Coletta Verde di Legambiente ieri domenica ha organizzato un blitz lungo la spiaggia della Maddalusa per chiedere l'immediata demolizione degli edifici abusivi ancora presenti lungo la costa, un monito che l'associazione ambientalista ha lanciato da un'area di alto pregio naturalistico, la spiaggia di Maddalusa di Agrigento, che ricade infatti all'interno del Parco della Valle dei Templi, ma qui le costruzioni abusive ne compromettono gravemente l'integrità paesaggistica, una vergogna su cui occorre intervenire al più presto. Per questo Legambiente ha srotolato sulla spiaggia lo striscione "Abbattiamolo". Secondo l'ultimo report Ecomafia, nel 2024 in Sicilia sono stati accertati 1183 reati nel ciclo legale del cemento, 1197 le persone denunciate, in linea con i dati del 2023. Le province con più reati accertati nel ciclo legale del cemento sono Messina con 85 illeciti, Palermo 73, Agrigento 39, Catania 27, Ragusa 14, Caltanissetta e Trapani rispettivamente 9, Enna e Siracusa 3. In questa regione, secondo il rapporto Benessere Equo e Sostenibile dell'Istat, ogni 100 case costruite rispettando le regole se ne costruiscono 48,2 illegali. Sempre in Sicilia, secondo l'ultima edizione Abbatti l'abuso, dal 2004 al 2022 nei 154 comuni siciliani che hanno risposto al monitoraggio civico realizzato da Legambiente sono state emesse 18.400 nuove ordinanze di demolizione di immobili abusivi. In Sicilia sono presenti oltre 7 milioni e mezzo di metri cubi di costruzioni illegali, 32.000 abusi edilizi ed è la regione con il più alto indice di abusivismo edilizio, oltre il 58%. Bisogna cambiare passo. In 35 anni la nostra costa è stata cancellata per più del 9%, dal cemento legale e illegale. Con il blitz di oggi chiediamo l'immediata esecuzione degli abbattimenti degli edifici abusivi. Non ci siano più alibi per tutelare quest'area ad alto pregio naturalistico che è la spiaggia della Maddalusa qui all'interno della Valle dei Templi. Siamo qui per ricordare che va riaffermato il principio di legalità e che l'abusivismo edilizio non può rimanere impunito.